In nome della legge, scioglietevi! Chiediamo di spostarvi e farci In contestare. nome della legge! Resterei Scontri e disordini durante il corteo organizzato dai centri sociali del nord-est per protestare contro la presenza di operatori di Israele alla fiera Vicenza Oro, obiettivo dichiarato nei giorni scorsi sui social quello di arrivare alla fiera per bloccare il padiglione israeliano. E così il corteo blindato, che sarebbe dovuto arrivare all'anfiteatro di via Baracca, ha deviato dal percorso che era stato stabilito all'altezza di via Arsenale, entrando in contatto con le forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Di qui è scoppiato il caos. I manifestanti, circa 700 con bastoni a viso coperto, hanno iniziato a lanciare fumogeni e petardi. Sono entrati in contatto con gli agenti schierati in assetto antisommossa dopo aver tranciato la catena di un cancello. Sono partite le cariche della polizia, che ha usato anche gli idranti per arginare i violenti. Scontri iniziati intorno a mezzogiorno, in cui sono rimasti feriti 9 agenti della Polizia di Stato, uno dei quali ustionato. 5 gli attivisti fermati, identificati dalle forze dell'ordine. Sul fatto, in una nota, interviene la Federazione Sindacale di Polizia, che la definisce un'aggressione preordinata con artifici modificati. Artifici sulla cui natura saranno svolti approfondimenti di polizia giudiziaria, e rilancia il sindacato chiedendo si prendano adeguate contromisure a tutela della salute dei poliziotti.